Eccoci qua. Bentrovati al nostro pubblico. E questa volta devo dare una comunicazione importantissima. Cos'è successo? Allora, Sì? il prossimo Gran Premio della Ferrari C'entra il Gran Premio. cucineremo noi per tutti i piloti della Ferrari. Ma che noi? Noi due, io cucinerò per i piloti della Ferrari di tutte le Formule 1. Tu sai le formule? Ma che Se non le sai, allora non hai studiato la chimica. Noi stiamo facendo. Ma che cosa c'entra Formula 1 con le macchine? Ma vedi che dici stupidaggini, ragazzi, dice stupidaggini, ma cosa mi hanno c'è? chiesto di Ma fare. chi ti ha chiesto? Mi hanno Dai, ma non chiesto è di vero, fare iniziamo il per programma. i piloti una Iniziamo cucina il programma, veloce. va. Una cucina veloce. I piloti. La cucina veloce. Pasta con l'aglio, capito? Va bene, vieni qua, passa. Dai. Ti capita che la mattina, ma che preparo il bambino per portarsela a scuola? Sempre, tutte le mattine mi capita. E capita pure che magari hai fatto la pizza la sera prima, cioè me la porta a scuola. Diciamo raramente. Da parte tua, certo. E me la porta a scuola, va bene. Mi fermo al panificio all'angolo di E solito. me la porta a scuola e io la prepariamo al bambino. Oggi facciamo dei prodotti da forno. Sì. Per portarceli a scuola. Bello. Perché se tu fai. E facciamo roba dove non c'è pomodoro molto, dove non ci sono. In modo che non colano. Dai, sì. Faremo due delle ricette. cose proprio ad hoc. Ad hoc. Sarebbe d'occasione? No, ad hoc, diciamo, Ad hoc. significa fatta apposta Va proprio per questo. Questa l'ha imparata adesso. Non sapeva questa parola ad hoc. Lei Ma ad hoc che sembrava c'entra? d'occasione. Ad hoc, Va dai, bene. ma che c'entra? Allora, abbiamo fatto questo impasto, che è inutile che lo facciamo qui anche per questione di tempo, che è una sfoglia. ma spiegami un po'. Una sfoglia cosa si lievitata. mette nella Questa è una sfoglia? sfoglia lievitata. Cosa si mette? L'abbiamo fatto vedere tante volte. Nella sfoglia si stende la pasta lievitata, poi si mette il burro e si fanno delle pieghe fino a ottenere mi queste cose ricordo, qua. certo, mi Ora ricordo. noi troverete anche gli ingredienti nell'ingredientazione e andiamo così. Cos'è? Ti ricordi tu che cosa? Mi ricordo questa tecnica col burro, l'abbiamo fatta già una volta. Sì, io mi ricordo. Questo che vedi è del sesamo, perché nella ricetta ci va il sesamo. Perché l'hai comprata al panificio, per questo c'è il sesamo. L'ho beccato, ragazzi. Assassino. L'ho beccato. C'è contaminazione da panificio. Non posso dire quello che penso, perché non è giusto. Vedi, un panificio, una pasta sfoglia così regolare non potrebbe farla, perché loro la fanno con la sfogliatrice. No. Qui viene perfetta, io la faccio a mano. A me capito? me la dà irregolare il panificio, me la dà regolare. E questo è irregolare, come infatti. E stiamo stendendo questo impasto. Stendiamo un velo pietoso. Stendiamo un velo pietoso. Dividiamo questo impasto a metà, così. Sì. Questo lo mettiamo qui e questo lo andiamo a stand up. Bene. Vedi? Uno. E mi dà gentilmente, signora, un po' di spolvero. Grazie. Avanti. Ecco qui. Aspetti, signora. Vado? Aspetta. Adesso sì. Ok. Come? Va bene così, Madonna? Non so se hai notato, diciamo, la tecnica. La classe proprio. La classe, la tecnica. La classe è la classe questa. La classe. La classe, sì. Ragazzi. Classe, che classe fa? La classe. Ora guarda, facciamo questa musione così. Vedi, mettiamo così e allarghiamo. E allarghiamo. E allarghiamo. E allarghiamo e allarghiamo. Una. Vai così. E allora, chiedimi gli ingredienti che te li dico. Gli ingredienti, abbiamo detto farina. Farina zero, che è più forte. Burro. No, aspetta, farina. Sì. Prima impastiamo la farina con lievito, zucchero, olio di semi, sale. Sì. E questa. Dopo che abbiamo fatto questo impasto, lo facciamo riposare un poco e mettiamo la metà del peso dell'impasto burro. Va bene. Per esempio lo mettiamo qui e poi facciamo delle pieghe così, una così, poi stendiamo e ne facciamo a 4 così, vedi, così e così, capito? Ma poi insomma l'abbiamo fatto vedere 1000 volte, ma adesso ve lo siamo detti come si fa. Adesso l'abbiamo detto. Ve lo siamo detti perché siamo noi due. È Poi plurale.
Poi prendiamo la teia. Quindi questa, diciamo, questa pasta l'hai stesa neanche troppo sottile, No, giusto? invece sì, deve essere, si chiama mattonella questa ricetta. yes. Quindi Yes. diciamo, vabbè, un po' più sottile di come faremo una pizza. Brava, giusto? non me l'aspettavo che ci arrivassi. Guarda. Che osservazione Sì, proprio sì. mirata, ragazzi, mirata. Guarda, prendiamo la Mirate. teglia, stavolta non mettiamo carta forno ma metteremo dell'olio. Mettiamo un po' d'olio, sì. E mettiamo un po' d'olio, sì. Faccio io col pennello. E faccio mettiamo io. l'olio prima. Basta. Spennelliamo bene bene anche i bordi. Vai. Vai, i bordi. Tutto E sto così, me lo fa facendo, apposta. guarda. Io dico i bordi e me lo fa al centro. È normale. Guarda, questo. ho fatto tutto. Hai fatto tutto? Tutto, guarda. Sì. Guarda, ecco. Allora, Prendiamo il nostro impasto e lo andiamo a adagiare in this way. A così. e lo mettiamo qua. A così. Le parti eccedenti le andremo a tagliare. Ma dammi anche lo sperucchino, che va bene. Quindi, questa è una ricetta palermitana, mi dicevi. No, non è, è un pezzo di rosticceria che si fa a Palermo, la mattonella. Andiamo a farcire. È una specie di pizza ripiena. Ma sì, diciamo di sì, solo che la combinazione che è pasta lievitata e pasta sfoglia, capito? Allora, quindi, Quindi qua, iniziamo, prosciutto, quindi qua, guarda, sì? quindi qua, Quindi qua quindi qua, e quindi qua. quindi tagliamo a metà, guarda, che dobbiamo essere precious squares. Questa qua e abbiamo fatto E abbiamo la prima fatto, ecco. passata. Poi prendiamo del mozzarella, Mozzarella, prendiamo un coltello da taglio, vai. che è questo di qua. Vedi, la lama fina è quella che ti permette di tagliare bene gli alimenti che si impiccicano. Guarda, facciamo delle sontuose fettine di mozzarella. Mozzarella. Sì. E questa, quando rimaneva la sera, la mattina, ma ce lo mangiamo a scuola? E ce lo Ma ce lo mangiamo mangiamo a scuola. Quindi, allora, è uno strato di... Purtroppo devo dirti una cosa. Che è successo? Una mancanza. Colpiscimi. Che succede? Fammi- Ma no, colpiscimi Non ho salutato no. lei che ci sta riprendendo. vabbè, il saluto per le E anche telecamere, lei. ragazzi. E perché no, la nostra telecamera è il mio grande primo piano, grazie. Primo piano perché io non prendo l'ascensore, per cui non mi fanno il settimo piano. E poi, scusa, sposti. Non esiste il settimo Certo, piano in certo. televisione. Me la non sposti esiste. un attimo? La teglia ti devo Certo, spostare, certo. Il ragazzi, saluto veramente. Io alla non ce la camera faccio più più, piccola, guarda. così. Amica! Che bello. Rimetti tutto Metto qua. E chi ci toglie dai malanni? Lo zio Gianni, Lo zio naturalmente. Hai visto? Ho Che si è visto. rasato i capelli? È pelato, ho visto. Esatto, c'è il pelato. Va bene. Allora, e quindi? Come si dice con questa battuta? La scuola è obbligatoria, ma l'ignoranza è facoltativa. Bene, ora tu lo sai che probabilmente... Senti, ma a proposito di scuola, Sì, vogliamo fare un saluto? a chi? Ai ragazzi che ci sono venuti a Ma trovare. se non c'è nessuno. Non è vero. Ah, oggi quando ci lo dico sono. io non ce n'è. Quando lo dice lei ci sono. Non c'è Oggi nessuno. ci sono. Io non li vedo. Sono Non ci- venuti a No, trovarci, non è venuto ragazzi, di che nessuno. classe? Non è vero. Quarta? Potete parlare, non ti preoccupare. Quarta? Aspetta, parla. Quarta parlare. H del liceo scientifico Galilei di Catania. Ciao ragazzi, Ciao, ragazzi benvenuti. del Galilei di Catania. Eh. Ciao ragazzi, voi siete del Galileo Scientifico di Liceo. No, lascia stare, guarda, l'abbiamo già salutati. Non... Vabbè, allora non li salutiamo. Io amo la scuola, ragazzi. La scuola per me è stata tanto importante che ci sono rimasto parecchio. Come mai? Eri affezionato? No, eh? proprio era una questione, ma non sto scherzando, è vero. Io ho fatto. Allora, pensate che in quarta ragioneria mio padre si è arrabbiato perché sono stato promosso. Vero? A giugno, sì, Davvero? un pazzo. Ma come ti permetti? Abituato, prima, seconda, terza, quarta e quinta. Dai, questi Te lo sono giuro. bravi, questi sono No, ragazzi questi studiosi. ne faranno 6 anni. Questi sono sì. bravi, non è vero. Dai, oggi i ragazzi sono tutti bravi.
Io adoro i ragazzi e sono contrario a quelli che dicono ai miei tempi, ma che musica ascoltate? Questo, Madonna, io ai miei tempi. Ragazzi, la vita è fatta di corsi e Ci ricorsi. sono tempi e tempi, Corsi e ricorsi. giusto? A me, mio padre mi diceva, ma che musica ascolti? E invece io oggi- ascoltavo i Pink Floyd. E quindi... E non devi mangiare. No, mi è venuta nel frattempo voglia di un po' di mozzarella, che ci posso fare? Se tu parli così, Questo lo ragazzi, mettiamo giovani qua e cose. E facciamo ora la parte finale della ricetta. Allora. Sì. Mi serve dello spolvero, Madonna? Facciamo un recap, Qualche dai. sapore. Facciamo un recap. Recap. Recap, che hai messo? Ma non lo sai che vuol dire recap. Allora, pasta sfoglia, giusto? Sì, abbiamo fatto la sfoglia. Prosciutto, Ora mozzarella e un po' di salsa hai messo? Sì, poco perché è la tipicità della mattonella, che è un pezzo di rosticceria che lo trovate solo a Palermo. Ce n'è due, questo e lo spettino, che non trovate in nessuna parte d'Italia. E va bene, ragazzi, e la scuola è bella, vero? Ora però, lo sai che non c'è più, ho sentito che non c'è più il riassunto. E che cosa c'è? Ora si chiama, aspetta, verifica. La verifica, vabbè. Un bidello non c'è più. No, il bidello. Non come? c'è, Vabbè. non si chiama più Si bidello. chiamano collaboratori scolastici, giusto? Esatto, che poi potrebbero anche essere anche collaboratori di giustizia. Perché tu sbagli e vanno ad accusare al preside. Vabbè, e poi sono dai, collaboratori. basta, dai, basta, dai. Ah no, ecco, capito? Ma io fino all'età di 20 anni, che sono stato a scuola fino all'età di 20 anni, mi accompagnava sempre mio padre. E tutti mi dicevano, ma sempre che ti vuoi accompagnare da tuo padre? Ma non perché mi voleva accompagnare, che il professore domani è accompagnato dal genitore. Domani è accompagnato dal genitore. Ed è affezionato. Senti, prendi diciamo. la paletta e mi spolveri questa. Che devo fare? Mi togli un po' di spolvero? Ne ho messa troppo, No, non hai messo troppo, potevamo fare una piantagione di farina. Guarda, la metto qua da parte, Brava, va bene? brava, sì, va bene. Così. Perfetto. Ecco, ci siamo Bravo. quasi, allora, quindi mettiamo andiamo a questa coprire la così. nostra mattonella, abbiamo Copriamo detto la che si chiama. mattonella, Sì. così. Mentre la copriamo, mandiamo Dai, i consigli nostri per i consigli, consigli. però ci vuole la rima. Sei pronto per la Sì, rima? Dai. Sei pronto? Sì. Dai. Allora, Fai una cosa con pizza a scuola. vabbè, sì. Ispirati. No, consigli per i consigli, perché è l'ultima parola. Allora, abbiamo l'onore di ospitare i ragazzi del liceo Galilei e dopo che abbiamo fatto la pizza, in rima, consigli per i consigli. Ma non c'entra niente, ragazzi. Ma dov'è la rima? No, ragazzi, ciao, me ne vado, basta. Per me c'è. Motore azione. Mi è piaciuto. Allora, adesso che siamo di nuovo in onda, Sì? abbiamo parlato con i ragazzi del liceo Galilei che è stato uno dei più grandi ciclisti. sì. Che... Ma che c'entra? Cos'era ciclista? Galilei? Ma era uno scienziato, che c'entra? Uno scienziato? C'è. Ma da ragazzino è diventato. Ma che cosa c'entra un ciclista? Galilei. Allora Galilei è quello che ha inventato il liceo. Vabbè, ragazzi, Giusto. basta, dai, andiamo avanti, dai, lasciali stare, ragazzi. Lei già sì. veramente No, guarda che io amo la stressati poesia. abbastanza. Io amo la poesia, io penso che tutti voi la poesia, la letteratura italiana, poi io sono un attore, per cui so le poesie, so tutte. Allora, senti, cosa stiamo Nel facendo? mezzo del cammin di nostra vita, la donzelletta vien dalla campagna che la diritta via aveva smarrita. E fussi come immobile a quell'albero a cui tendeva la pargoletta mano, che non era il verde melograno, ma erano le corna ruzzotano. Vabbè, dai, diciamo che hai fatto un po'... Ridete, fregato! Bellissimo. E sapete la cosa peggiore qual è? Che io glielo dicevo ai professori interrogati e mi cacciavano via. Che voto prendevi? Niente, io ero Fuori, non qualificato. fuori. Non qualificato. Non qualificato. Senti, questo cos'è? È per fare il colore, no? Per colorare... Questo perché poi lo fate il colore. Ma tu non le sai queste cose, le fai certo, sempre. no, dai. ma io infatti... Ma dai. Ma io te lo chiedo per il nostro pubblico Ma da proprio casa che te vuole che le sapere sai queste tutti cose, questi dai. dettagli, no? Prendiamo dei semi di sesamo. Sesamo, A Palermo è chiamato cimino e qua è chiamato giuggiuleno. giuggiuleno, sì, anche Si sesamo. spruzza un po' d'acqua, così. Ecco qua. Si arrimina un po' con l'acqua e poi guarda che si fa. La mano bagnata così e via così.
Ah, pensa, io pensavo si spolverasse in questo modo, no? Se lo spolveri si leva. Quindi lo vai a appiccicare così con l'acqua. Bello. Allora, noi stiamo facendo un lavoro che esattamente alziamo il livello, no? Alziamo il livello, della ragazzi. È discussione. convinto così che di usare questo linguaggio nordico per alzare non il è livello. nordico, è proprio che esattamente uno capisce ciò che sta facendo, capito? Mi sciacquo un attimo le mani. Perché mi sciacquo le mani? Perché non puoi avere le mani sporche Certo. mentre cucini. Allora, esattamente ti fai questo. Esattamente, è bello, ragazzi. Ora guarda che facciamo, diamo dei tagli così. Questo lo sai perché lo fanno? No, perché lo fanno? Che già la porzionano. E chi è al banco di vendita... Ah, la può già sa spezzare la porzione. direttamente? Sì, capito? Dici si spezza con le mani? E adesso la mettiamo in forno a 180 gradi, 20 minuti. Vedi come lo dico bene proprio. 200 gradi forno statico, 20-25 minuti. Vabbè, dico va. Vabbè, dai, dico e va. la mettiamo in forno. Eravamo vicini, E siamo manca andati in forno. qualche grado. Adesso Allora, passiamo alla secondesima ricetta. alla seconda ricetta. Abbiamo detto che oggi rosticceria, quindi Sì, oggi- manteniamo questa... Oggi me lo porto a scuola. Me lo porto a scuola, così si chiama, dai, me lo porto a scuola. Che poi io vorrei sapere, ragazzi, di oggi, cosa si portano a scuola? Te l'ho detto io, al panificio, la focaccia, Queste cose così, è queste vero, cose che bello. così, sì, sì. Adesso andiamo a preparare con un altro impasto i würstel, e quando comprate i würstel guardate la confezione e non prendete quelli dove c'è scritto carne meccanicamente separata. No, Che c'è di tutto là dentro. Ci sono pure pezzi di desira, per cui figurate. non è vero. È vero. E allora, andiamo a fare il rollò di würstel, però con un altro impasto. Bene, questo che impasto è? Questo è un impasto, si chiama mezza brioche, cioè sarebbe un impasto di farina, lievito, sale, olio di semi, zucchero e lievito, l'ho detto? Il lievito l'hai detto? L'ho detto. Poi facciamo dei panini così. Va bene, comunque la ricetta poi lo sapete, alla fine Sì, della alla fine puntata... c'è la didascalia della Esatto, ricetta. ci sono tutti gli ingredienti C'è la con le didascalia dosi. che io mando le didascalie, per favore me le puoi mandare che sono indietro? Io le mando. Ma sai. le mando io le didascalie, Sì, ma che tutte cose dici? Le tue. dosi, le cose, le mando io. Ecco, stiamo facendo queste Allora, little facciamo i pallini ball. piccoli, palline piccole. ball. Posso fare anch'io? Yes, Fammi fare of uno a course. me, dai. Of course, fai. Allora, Of course, che in inglese vuol dire di corsa, giusto? Allora, vi dico sinceramente una cosa. Lo vedete che sta lavorando, sta facendo. Sapete perché? Perché c'è Galileo Galilei. non è vero. Sì, non ti mette nella mia camera confidenziale. C'è Galileo Galilei e siccome per lui è uno importante, si mette a lavorare, capite? Che poi lei a Galileo Galilei manco lo conosce, ve lo giuro. E dice che sono così, te ne vai dalla mia camera. Non lo conosce neanche. È vivo Galileo Galilei. Ha voglia. Ma scherzo. Poi c'è cosa? Dove abita? Che Quello- zona abita? Qua, vicino Pecanello. E poi c'è quello che ha vinto Sanremo, Leonardo da Vinci. Sì, vabbè ragazzi. Sal da Vinci quello è, dai, Ma di vero ragazzi, nome è veramente, Leonardo. non ce la faccio più. Guardate dai, come le fa. quanto è guardate. ignorante. Lo fai questo più piano. Quella mi è venuto un po' male. Cioè, No, ma fai questa è vedere quella questa. fatta io, e Fai questa vedere è quest'altra. guarda, Questa l'ho questa è fatta io. taroccata, Dai, ragazzi, non è vero, è carina. Bastano 5, mi fai. E ormai questa No, l'ho fatta. bastano 5. E che faccio? Bastano Sto facendo 5. così da mezz'ora. Scusa. Perfetto. Ora andiamo Bene. ad allungare Ci questo siamo. impasto, così. Quindi, step by step, palline, step by step, palline, impasto, palline. Non lo sai come... Poi che fai? Che stai facendo? Che vuol dire step by step? Step by step vuol dire. Vuol dire step by step, vuol dire step by step. Un passo alla volta. Bravo, passo dopo passo. Allora, Stiamo che dobbiamo fare? allungare Dei queste cose serpentelli? così, sì, e lo mettiamo qua. Poi prendiamo il prosciutto, lo tagliamo a metà, scusami, che passo col coltello. Già! Visto? Questo Visto? perché ho studiato io con i giapponesi. Vabbè, questo lo sistema adesso, dai. Quello è bellissimo. Anche questo. Ora
io, Quindi, perché magari prosciutto, wurstel. il pubblico a casa, ragazzi, Galilei, me lo fate sentire un applauso. Bravi. Guarda, io veramente mi commuovo, certe volte io mi commuovo per queste cose. Oh, ti giuro, mi commuovo quando non si stacca il prosciutto. Ecco qua. Guarda. Ma perché mi viene male così? Mi devi far appoggiare, tu lo fai E ce l'hai appoggiare. io. Ma qui è bagnato. Mettici lo spolvero. C'era la mozzarella. Sì, è solo questo, è vero? Eccoci pronti, ragazzi, ci siamo quasi. Allora, Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Abbiamo preparato il ripieno. Questi sono molto buoni, veloci. Poi non colano, capito? dai, questo va bene. Ma no, è perfetto, guardate. Dai, Per favore, me lo fai in primo piano. Guarda. vabbè. Questo è extraterrestre, che si fa questo. E li abbiamo fatti tutti, guarda. Il tuo piano adesso- da lavoro è più agevole per fare queste cose. Io non ce la faccio Tu qua, non ce sono la troppo fai, va. stretta. E allora, Wurstel, prosciutto e poi giriamo. Ah, vedi come fai? Guarda. è così. Lo avvolgi e questa parte che ci fa? Va bene, deve uscire un po'. Certo, no. Ora che li stiamo facendo, prendiamo la teglia Sì. e li andiamo a infornare. Così. 1, 2, 3. Quindi li avvolgiamo praticamente. Oh yes, of course. Mettiamo qua. Adesso prendiamo la teglia, Dai, siamo che è pronti. qui. Guarda. E li mettiamo qui così. Così, 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 in forno. In forno, dai. E voilà. Adesso il tempo di liberare il piano, usciamo e andiamo Ci all'assaggio. ritroviamo per l'assaggio, a tra poco. Perfetto, a tra poco. Ah, sono contentissimo prima di tutto perché Bella c'è puntata. Galileo qua con noi, Galileo. Ma la classe, mica lui. No, ma no, che lui c'è? pure qua, l'ho visto prima di entrare. Vabbè. E francamente sono contento e soddisfatto di aver cucinato anche rosticceria per i nostri... Veramente io so che l'ha fatto Desiree. Vedi? C'è la voce della verità. I giovani sono la voce della verità. Andiamo avanti. Questa Presenta i giovane nostri era piatti. bugiarda, l'unica forse che non era la voce della verità. Presenta i nostri piatti, dai, I che nostri i piatti. ragazzi vogliono assaggiare. E va bene, Allora, andiamo a prendere quello che abbiamo fatto in forno. che abbiamo? Squillino i tamburi, rullino le trombe. Ma che e la meraviglia, mattonella. ragazzi, la mattonella palermitana. Eh? Bella, mi piace. E guarda che ci fa. E poi abbiamo questi strudel. strudel? No? Come li chiamiamo? Mamma mia, sono... Non si chiamano strudel, ragazzi. No, io me ne vado con i ragazzi. Come si, Qua. Daniela? Non si chiamano strudel Qua. questi, no? No. Ma no, mi metto qua, non mi inquadrate. Rotolone, dai, vieni No, qua. no. Vabbè, allora assaggio da sola. Faccio Aspetta che io. bruci! Vieni qua, dai. Ecco. E allora, Da dove vuoi iniziare? io inizierei dalla mattonella. Anche io inizierei la mattonella. Tieni. No, dammi la forbice, una forbice. Ah. Sì, sì. Un pezzo assaggio pure io. Direi di no. Ci sono i ragazzi, devi conservare per loro. Assaggi anche tu. Dai. Ma io perché non devo assaggiare? Te l'ho spiegato 1000 volte. Buona, ragazzi. Ma esattamente perché non devo assaggiare? Non puoi assaggiare. Io non posso Sono assaggiare. ordini. Ordine Gesù, più su, suo padre, più giù. Buona, eh? Buona. Chi te l'ha detto, scusami? Io. Vabbè. Lo dico io. Andiamo al Brewster? Che? Va bene ragazzi, auguratevi, lo dico a voi ragazze, da grandi di non diventare così, Perché, scusa? perché è veramente incredibile, si è un po' incolle e vabbè, e voilà. Buona, eh? Ecco qua, dai. Buona. Lo taglio a mezzi? Buona. Lo taglio a metà? Vai. E voilà.
Possiamo andare? Allora, io posso assaggiare questo? Ma no, ma assolutamente no. Ci sono i ragazzi, ti ho detto. vabbè, Dai, allora. non è giusto. Ma poi i padroni di casa sono gli ultimi che assaggiano. di Comunque ero solito. io che non volevo assaggiare, non è che non volevo assaggiare. Buono anche questo, ragazzi, proprio Io- soffice, morbido, un po'. gustoso. Vi saluto. Ciao Galileo. Ah, con Galileo era Ma è una la cosa. classe, ma che c'entra? Ma Galileo l'ho visto. Ciao, è Galileo. morto, ma Sì, che sì. c'entra? Non lo so, che anni 50? Alessandro Gli anni Manzoni. 50? Manzoni lo conosci? No? No? Anni 50. Galileo, a Galileo non era anni 50. Galileo nasce poco dopo di me. Vabbè, ragazzi. Lasciamo stare, basta. Galileo è nato quando vuol dire ancora non c'era l'ostetrica. Comunque è morto, Mi vogliono questo è bene. sicuro. Ah, ma che dici, vero? Certo. Mi dispiace, quando fu? Hai fatto le condoglianze? Ma non lo sapevo. Mattonella, prosciutto, mozzarella e pomodoro. Per l'impasto 500 g di farina zero, 25 g di olio di semi, 10 g di sale, 25 g di zucchero, 150 g di burro. Il ripieno 250 g di prosciutto cotto, 300 g di mozzarella, 100 g di passata di pomodoro. Rollo con wurstel. Per l'impasto 500 g di farina zero, 25 g di olio di semi, 10 g di sale, 25 g di zucchero. Il ripieno 20 wurstel per 20 rollo, 10 fette di prosciutto cotto,